Siamo in compagnia di Davide Ferri, direttore sportivo del Simbolo Amatori Modena, prima sconfitta per voi in questa stagione dopo le prime 2 vittorie in altrettante gare. Un tuo commento, Davide, sulla partita? Sì, è stata una partita dove Correggio ha assolutamente meritato la vittoria. Abbiamo avuto un approccio molto leggero, nonostante in settimana avessimo lavorato bene, a parte qualche acciacco fisico per Tudela, Pochettino, Bozzetto, ma queste sono cose che ci stanno sempre. Sicuramente è una prestazione assolutamente da cancellare, cercare di ripartire sabato da Scandiano. Esatto, parliamo però del vostro percorso in Coppa Italia. Rimanete comunque al vertice del girone A della Coppa Italia di Serie 2, quindi siete ancora in lizza assolutamente per il passaggio del turno. Certo, questo è uno degli obiettivi che noi ci siamo dati ad inizio stagione e tutta la società, noi giocatori, dobbiamo capire che tutte le volte che si scende in pista lo si deve fare per portare a casa i 3 punti. Ci sta a perdere una partita durante il percorso assolutamente, però dobbiamo assolutamente da questa settimana ripartire e cercare già da sabato di rifare 3 punti, anche se a Montale contro Scandiano non sarà sicuramente facile. Ecco Davide, facciamo anche un ragionamento su quella che sarà la stagione del Simbolo Amatori Modena, l'arrivo di Gabriel Tudela, giocatore che qui a Correggio abbiamo visto per 2 anni, giocatore che conosce molto bene la categoria della Serie 2, un altro giocatore che conosce bene la categoria è Peter Amy. Avete deciso di puntare su giocatori che conoscono bene la categoria, le ambizioni immaginiamo siano quelle di rimanere al vertice, come avete fatto nell'ottimo campionato dell'anno scorso. Sì, diciamo che ad inizio stagione abbiamo ovviamente chiesto a tutti i ragazzi, abbiamo fatto uno sforzo economico non indifferente di cercare di migliorarci rispetto all'anno scorso, che non sarà facile perché comunque ci siamo giocati la promozione fino alla fine. Crediamo che il gruppo che abbiamo creato sia un gruppo che abbia tutte le caratteristiche per poter ambire ai piani alti, però è altrettanto vero che serve quella dose di umiltà in tutte le partite per effettivamente poi dimostrare di essere più bravi degli altri, perché questo è un campionato insidioso dove comunque tutte le partite i punti sono da conquistarsi e le partite non si vincono da sole, insomma. Grazie Davide. Grazie a voi.